Il 22 marzo è una giornata importantissima, è la giornata dell'acqua. L'acqua che è una risorsa estremamente importante per la vita, per il nostro pianeta, e sotto tutti i punti di vista. L'acqua viene usata ovviamente come risorsa idrica, per essere stoccata, viene immagazzinata, e dall'acqua si può produrre moltissima energia. Ma è una risorsa molto importante anche perché l'acqua viene usata per la vita, viene usata per vivere, è uno degli elementi, dei componenti anzi essenziali per la nostra dieta, e quindi la qualità dell'acqua deve essere preservata a tutti i livelli. Abbiamo sofferto molto negli ultimi decenni di un degrado delle qualità delle risorse idriche, non solo in termini qualitativi, molte di queste sono contaminate, le falde anche negli anni più recenti si sono dimostrate non sempre cristalline, ma anche in termini di quantità, con enormi eventi siccitosi che si sono prolungati per periodi molto lunghi. Anche nel nostro paese, in Italia, dove il problema della siccità dell'acqua e della dispersione durante il trasporto è decisamente molto importante. Acqua quindi come risorsa essenziale, ma non solo acqua liquida. A me particolarmente sta a cuore l'acqua solida, quindi il ghiaccio che è anch'esso una componente essenziale del nostro pianeta. La criosfera gioca un ruolo essenziale per diversi motivi. Anzitutto la maggior parte del ghiaccio è stoccata nelle aree polari, che giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento e nella regolazione del clima del nostro pianeta. Le masse d'aria, le masse oceaniche d'acqua vengono trasportate attraverso dei meccanismi differenziali, quindi dove abbiamo differenze di temperatura abbiamo dei forti gradienti e quindi dei forti trasporti, ed è per questo proprio che le differenze di temperatura in atmosfera, ad esempio, tra le aree polari molto fredde perché ricevono poca radiazione solare e le aree tropicali o equatoriali, si creano degli enormi trasporti di massa e anche di calore. Ma il ghiaccio è anche importante perché costituisce una memoria importantissima di quello che avviene nel nostro pianeta e di quello che è avvenuto nel passato. Le calotte polari in particolare, o i siti di alta quota, registrano in maniera molto fedele, anno dopo anno, attraverso le precipitazioni nevose, tutti quelli che sono i cambiamenti e le modificazioni dell'atmosfera. La neve, infatti, cadendo intrappola ad esempio le particelle di polvere, e via via cadendo al suolo in questi siti dove abbiamo un accumulo perenne, la neve si accumula e cresce anno dopo anno. Nelle aree polari questi archivi si costruiscono attraverso addirittura i milioni di anni, arrivando a dei record molto lunghi di racomposizione atmosferica. La massa glaciata del nostro pianeta è decisamente molto importante dal punto di vista spaziale e anche in termini di volume. Costituisce la risorsa d'acqua più pura del nostro pianeta, sotto forma glaciata e quindi sotto forma di serbatoio estremamente importante, e va quindi decisamente preservata. Come dicevo, questo ghiaccio che anno dopo anno si accumula nelle calotte polari ricorda, o meglio registra, delle informazioni importantissime che sono indispensabili ad esempio per ricostruire il clima del passato. Sono da poco rientrato da una missione in Antartide, dove nel plateau antartico, quindi con uno spessore di ghiaccio di circa 3000 metri, riusciamo a ricostruire, a registrare quelle che sono state le variazioni climatiche ed ambientali nel corso dell'ultimo 1,5 milioni di anni. Ecco quindi il ghiaccio come risorsa essenziale, risorsa per la vita, per l'energia del nostro pianeta, per la protezione anche la biodiversità, ma anche ghiaccio, acqua solida come memoria del nostro pianeta. Proprio andando a studiare questi archivi, come dicevo, abbiamo informazioni ad esempio sulla composizione delle bolle d'aria dell'atmosfera del passato, le bolle d'aria che rimangono intrappolate attraverso dei processi molto noti, molto ben conosciuti negli strati più profondi. Il ghiaccio può essere datato
in maniera molto accurata fino agli strati più profondi della calotta e riusciamo così a porre in una giusta relazione tempo-profondità tutte le informazioni che riusciamo ad ottenere. Queste informazioni sono importantissime ad esempio per utilizzare i modelli climatici, per testare i modelli climatici. Noi cerchiamo sostanzialmente di prevedere il passato, non è un gioco di parole, ma poiché conosciamo bene come sono variate le condizioni climatiche nel passato, proprio studiando questi archivi di acqua solida, ecco che testare i modelli con dei risultati noti ci può aiutare a migliorarli e ad utilizzarli ad esempio per proiettare le temperature e le concentrazioni di gas nel futuro. Ecco, l'importanza quindi dell'acqua sotto tutte le sue forme, la forma liquida ma anche la forma solida, oltre alla forma gassosa che costituisce una buona parte della nostra atmosfera, è di grandissima importanza per la comprensione dei meccanismi climatici ed ambientali del nostro pianeta.